Si è svolto stamani presso il Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento il primo di una serie di eventi inseriti nel programma di ANP per Agrigento Capitale della Cultura. L'Associazione Nazionale Presidi di Provincia di Agrigento avrà come tema l'incontro e il rapporto tra scuola e legalità e ha visto come protagonista Dario Vassallo, autore del libro Il vento tra le mani, dedicato alla figura di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso dalla mafia. L'evento offrirà un'importante occasione di dialogo tra gli studenti delle scuole agrigentine e l'autore per approfondire la storia di un uomo che ha difeso con il coraggio i valori dell'onestà, dell'amore per il proprio territorio e per la comunità. Oggi la prima delle iniziative organizzate dall'Associazione Nazionale Presidi della struttura provinciale di Agrigento, che ha inteso insieme a tutti i colleghi dirigenti scolastici promuovere un programma di iniziative che accompagneranno questo anno solare 2025 dedicato ad Agrigento, capitale della cultura. Si parla di cultura, per noi è un bene inestimabile, la finalità principale delle nostre scuole, ma certamente anche del vivere civile, e le scuole non potevano non esserci. Siamo particolarmente contenti della manifestazione odierna per la importanza, rilevanza del tema, che viene rappresentato con una testimonianza di Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore Angelo Vassallo, ucciso nel 2010 da mano mafiosa e sicuramente malavitosa. Ma siamo ulteriormente contenti perché oggi abbiamo, seppur con un'organizzazione curata a distanza e online, la presenza di 1000 studenti in rappresentanza della scuola agrigentina, Agrigento città con gli istituti comprensivi e superiori e le scuole anche dei vari comuni della provincia. È un grande successo che va nella direzione della crescita dei nostri alunni, dei nostri studenti e dei nostri ragazzi, ma sicuramente va nella direzione del miglioramento dei nostri territori. Noi ci auguriamo che questa occasione di Agrigento Capitale della Cultura non sia solo un momento per lamentarci delle nostre doglianze, ma che possa per tutti noi avere un momento di orgoglio, di riscatto, per far vedere la parte più bella. Organizzerete altri eventi in questo senso? Assolutamente sì, il prossimo mese, un mese da oggi, avremo Gero Grassi, già componente della commissione d'inchiesta sul caso Aldo Moro. Il 15 aprile ci sarà la neuroscienziata Daniela Lucangeli, a maggio la Summer School sulla comunicazione aumentativa alternativa come diversa forma di comunicazione. Istituiremo, ci auguriamo di iniziare quest'anno, il percorso dello studente agrigentino e tante altre iniziative che le scuole mettono sempre in campo, perché certamente non ci mancano le buone pratiche e sicuramente non ci mancano le migliori intelligenze. Li farete solo ad Agrigento o saranno anche itineranti nella provincia? No, anche in questa direzione abbiamo inteso dare spazio e valorizzare appunto tutto il territorio della provincia. Non credo riusciremo a coprire 49 comuni, ma certamente copriremo sia la parte orientale che la parte occidentale della provincia, cercando di dare risalto alle scuole, ma anche ai territori nella loro particolarità e nella loro bellezza. Agrigento rappresenta il fulcro e il centro, ma ci sono posti come Menfi, Cammarata, Licata, Calmuto, che saranno certamente oggetto di nostre iniziative, alle quali ci auguriamo, oltre agli studenti, ci possa essere un'ampia partecipazione. Ecco, che messaggio lancia lei oggi ai ragazzi in questo primo incontro qui al Palacongressi dell'Associazione Nazionale Presidi di Agrigento? È un messaggio di cultura, perché la cultura è alla base di ogni cosa che l'essere umano fa, e quindi la cultura come miglioramento della propria psiche, del proprio modo di fare, del proprio modo di vivere. Quindi la cultura come arma di sviluppo non soltanto per se stessi, ma per la comunità. Parliamo anche della sua testimonianza diretta di ciò che è stato il fatto per suo fratello. Beh, l'uccisione di Angelo in effetti è una morte dalla quale sono scaturite tante energie e sono scaturite tanti, come dire, voglia di impegnarsi per questo paese. Quindi quando viene ucciso un uomo, io dico sempre, quando viene ucciso un sindaco viene ucciso lo Stato, e anche oggi stare qui ad Agrigento significa ricordare non soltanto lo Stato che esiste, ma ricordare che c'è la possibilità di fare una bella politica per tutti, non soltanto per gli eletti, tra virgolette, di caste.